Inaugurato nella sede del Comune di Naro lo sportello antiviolenza nell'ambito del progetto Don't Touch, l'apertura dello sportello è stato il frutto del protocollo d'intesa siglato tra l'amministrazione comunale di Naro e la cooperativa sociale Badia Grande, promotrice del progetto finalizzato a contrastare e a prevenire ogni genere di violenza nei confronti dei minori stranieri. All'inaugurazione erano presenti ovviamente il sindaco di Naro Maria Grazia Bandara, l'assessore ai servizi sociali neoeletta Valentina Guealletti, Nicola Sequenza, project manager della cooperativa sociale Badia Grande, la coordinatrice dello sportello Simona Di Castro, Rita Nobile e Flavia Licata, rispettivamente assistenti sociali e psicologa dell'equipe multidisciplinare che offrirà dovuta accoglienza allo sportello. Per noi è una grande soddisfazione. È un momento importante e tra l'altro coincide con il battesimo della new entry in questa nostra giunta, che è la dottoressa Valentina Guealletti, che reggerà proprio l'assessorato dei servizi sociali. Io voglio fare il mio grande ringraziamento, alla cooperativa sociale Badia Grande, perché ci ha consentito di fare questa convenzione e ancora di più ci ha consentito di siglare questo protocollo d'intesa per l'apertura una volta al mese di uno sportello a favore dei minori non accompagnati, a favore per combattere qualsiasi tipo di violenza, qualsiasi tipo di discriminazione. Anche se io devo riconoscere ai miei concittadini che Naro è il paese dell'accoglienza, non ci sono stati mai problemi, mai ce ne saranno. Come sapete c'è una realtà, quella della grande famiglia di Valentina Zarcaro, che davvero ormai è diventato un tutt'uno con la comunità narese, e di tutto questo siamo felici e orgogliosi. Quindi un ringraziamento, lo ribadisco, alla cooperativa Badia Grande, e un ringraziamento ai miei concittadini per questo senso di integrazione, di accoglienza che dimostrano ogni giorno nei confronti di chi è il nostro ospite.